nuova puntata di Le Ciaccole non parleremo di curiosità e amenità, ma parleremo di qualcosa di importante, ovvero parleremo dell'Associazione Angolo. Siamo qui con Ivana, che ne è presidentessa. Ciao. Ciao. E poi abbiamo Roberta, che invece è la vicepresidentessa e co-tesoriere. Ciao. Ciao. Entrambe dirigono Angolo, che è un'associazione nata da chi ha vissuto il cancro sulla propria pelle già nel 1994 e ha deciso di trasformare quell'esperienza in un sostegno concreto per gli altri. Come e perché è nata Angolo nel 1994? Allora, Angolo è nata dopo un convegno fatto al CRO da un professore, da un primario, al quale ha invitato molte famiglie di pazienti e si è trovato con la sala piena, per cui ha invitato poi queste persone a formare un'associazione e che ha scelto di darsi questo nome, che ha appunto Associazione Nazionale Guariti o Lungoviventi, e voi potete immaginare che nel 1994 affermare che dal cancro si guarisce o si può comunque vivere a lungo e verosimilmente con una qualità della vita buona era rivoluzionario, diciamo, quindi questa è la sua storia. Certo, già al giorno d'oggi c'è qualcuno che ancora non appena sente la parola cancro pensa che sicuramente questo porterà alla catastrofe. Alla fine invece in moltissimi casi oggi non è così. Angolo, stavamo dicendo, sta per Associazione Nazionale Guariti o Lungoviventi Oncologici. Perché avete deciso di mettere al centro proprio chi è guarito o sta convivendo con la malattia? Perché era importante che queste persone, oltre a guarire, diciamo, dalla malattia, riuscissero a trovare il modo di aiutarsi, e l'aiuto reciproco è stato ciò che per molti è stata la salvezza, quindi questo è stato l'idea, e in effetti molte delle attività che abbiamo iniziato a fare, che facciamo tuttora, sono fatte anche da persone che stanno ancora facendo i trattamenti o li hanno fatti, insomma, per cui questa forza trasformatrice è stata il motore dell'associazione, che ha altre 2 sezioni, ne aveva anche di più, ma al momento sono una a Padova e una a Siracusa, che sono indipendenti, però diciamo si chiamano Angolo ugualmente e fanno attività simili in contesti diversi. Mm-hmm. Spiegateci un po' quali sono le attività che svolgete e da chi sono indirizzate. Vuoi rispondere tu questa volta? L'attività principale che abbiamo è l'accompagnamento dei pazienti che giungono al CRO. Il 50% dell'utenza del CRO arriva da fuori regione, soprattutto dalla Sicilia, per cui noi ci siamo dotati di un'auto e facciamo i viaggi, più o meno facciamo un viaggio al giorno o dall'aeroporto di Venezia o Treviso per accompagnare i pazienti, perché con i mezzi pubblici ci metterebbero, se tutto va bene, almeno 2 ore. E parlando di pazienti che comunque hanno delle problematiche, 2 ore sono faticose, e con 3-4 cambi diventa, dall'aeroporto diventa un po' difficile. E poi supportiamo tutti i pazienti o ex pazienti oncologici con varie attività, che sono la ginnastica dolce, studiata appositamente per le persone, soprattutto le pazienti operate al seno, il Nordic Walking, che fa benissimo anche per le malate operate al seno. Facciamo della meditazione, i bagni di foresta, chiamati forest bathing. Facciamo dei percorsi anche, abbiamo fatto dei percorsi di scrittura terapeutica, la riflessologia plantare, che trovano molto beneficio le pazienti, anzi ce ne chiedono sempre di più, e cerchiamo sempre di pensare a qualcosa che possa farle stare bene. Facciamo anche, è il 3° anno ormai che siamo arrivati a un weekend lungo, dove proponiamo un po' tutte queste cose, anche la biodanza. L'anno scorso abbiamo fatto anche il corso della biodanza. Proponiamo tutte queste attività
nei 3 giorni, in modo che un paziente possa anche provare a vedere quale è più congeniale a sé o nella quale si trova meglio, ecco. Io ho avuto a che fare con persone che si sono trovate benissimo seguendo le vostre attività, cioè una volta finita la malattia, insomma, finita tra virgolette, nel senso che c'è un periodo stabilito di 5 anni entro il quale un paziente è ancora, come si può dire, considerato a rischio tra virgolette, però insomma la parte clou della malattia è andata via. E insomma ho conosciuto persone che ne erano davvero davvero contente, ed è anche per questo che oggi ho voluto parlare con queste persone. Lo dico anche perché voglio dare una speranza a coloro che si trovano ad avere a che fare con problemi di questo tipo. Dimmi pure. Volevo cogliere l'occasione di questo spazio per dirvi che siamo molto grati a 2, anzi 3 realtà di questo territorio per aver supportato proprio quest'anno, il servizio navetta, noi lo chiamiamo, quello di cui Roberta parlava, di accompagnamento per gli aeroporti, perché quest'anno abbiamo ricevuto un contributo dalla Regione Friuli Venezia Giulia applicando a un bando che ci ha permesso di noleggiare un'auto, e contemporaneamente, grazie a un bando della Fondazione Friuli, un contributo quindi della Fondazione Friuli, un contributo dell'Associazione Dipendenti e Pensionati Unicredit e così uno sconto della concessionaria e altri privati generosi, siamo anche riusciti a comprare un'auto che quindi, quando sarà finito il noleggio, un'auto nuova, perché quella precedente aveva più bisogno del meccanico che altro, e per continuare il servizio navetta. Su questo punto volevo dire una cosa: noi non facciamo assolutamente, cioè non è turismo sanitario quello che noi incentiviamo. Purtroppo le persone vengono e quindi noi cerchiamo di ridurre il disagio per l'accesso alle strutture di cura, ecco, quindi questo è il senso del nostro servizio. È chiaro. Allora, vi va di raccontare una storia, un momento particolare che rappresenti bene il senso di quello che fate, o anche più di una storia? Così mi viene in mente, e credo non si offenda, anche perché la chiamerò col suo nome vero, così a titolo emblematico mi viene da citarne 2. Una è la storia di Camilla, che è stata paziente e che poi venuta in questa regione ha scoperto e cercava anche così i benefici della natura, nel caso particolare il bosco, e quindi poi si è informata, si è formata e ha trasformato questa sua così forza venutale anche dalla malattia in un'attività che è quella di guida di forest bathing, di forestoterapia. Così mi piace citarla anche perché quest'anno, per esempio, siamo diventati partner di un progetto Interreg, cioè transfrontaliero Italia-Austria, per verificare l'efficacia delle terapie basate sulla natura per i pazienti oncologici, e quindi in questo senso, insomma, sì, è abbastanza emblematica, anche perché così è una forza della natura proprio. Altre persone magari più semplici, proprio quotidiane, a parte essere commossa dal fatto che ultimamente ci sono ragazzi giovani che chiedono di fare i volontari autisti, e questo hanno letto una nostra locandina al distributore dove andiamo a rifornirci di carburante, e così sono venuti, ce ne sono quindi 3-4 sull'insieme, e fanno abbastanza la differenza perché a noi ci danno coraggio, insomma, quindi vuol dire che insomma i giovani sono tutt'altro che insensibili a queste tematiche. Lavorano ovviamente, quindi nei limiti del tempo, e poi però magari, che ne so, lo chiamo Giovanni, un autista volontario che è anche paziente e che riesce a così trovare appunto la forza che è nello spirito dell'associazione di aiutare gli altri invece che stare a piangersi addosso, a deprimersi, ecco. E questo, insomma, questo penso che sia
anche un po' ciò che caratterizza questo tempo, che insomma vede un'evoluzione rispetto al tabù della malattia, però come dicevi tu, in alcuni casi anche giustificati, che poi purtroppo sono quelli che fanno notizia, invece l'equazione cancro uguale morte è ancora un po' uno stereotipo, no? Difficile da combattere. Già, purtroppo è così, e mi pare bella la storia di chi, nonostante i problemi, si ponga, anzi approfitti un po' della sua condizione per mettersi a servizio, aiutare chi è nella sua stessa condizione. Penso aiuti gli altri e aiuti anche se stesso. Sì, perché ovviamente non si augura mai il male, no? Però quando capita, dopo la naturale e umana abbattimento, diciamo così, chi riesce a reagire spesso diventa veramente una bella persona, cioè migliora, non so come dire, ed è questo che a noi ci affascina e ci fa così, veramente ci dà tanto anche a noi, ecco, anche perché ci fa così capire che le cose importanti della vita, non è una frase fatta, è davvero così. Non è affatto una frase fatta, secondo me. Nei periodi più difficili si imparano cose che permettono di diventare delle persone migliori. Capita non solo col cancro, ma con anche tanti altri problemi. Certo. Se si esce da un disturbo psichiatrico, che se ne esca del tutto poi non si sa bene, però insomma andare oltre a determinati problemi anche in quel senso fa sì che una persona diventi più forte, una persona migliore, e così di fronte a molti altri problemi, secondo me, succede. Poi rispetto a quello che diceva Roberta, volevo così dire una cosa generale sulle attività che noi chiamiamo integrative, che si chiamano integrative, cioè l'attività motoria, appunto la ginnastica con musica adattata alle persone con patologie oncologiche, o la biodanza, le uscite in foresta, la riflessologia, insomma tutte le cose che facciamo hanno un filo rosso che le unisce, che è quello che i trattamenti medici, i trattamenti farmacologici, immunoterapici sono spesso, e ci si augura che sia così, dei salvavita, no? Però poi la vita delle persone dura 24 ore al giorno, no? Quindi bisogna riuscire a dormire bene, a non stare sul divano depressi perché non si sa più cosa fare della vita, riuscire ad affrontare magari gli effetti avversi delle terapie, che a volte sono tali che inducono anche le persone ad abbandonare a volte, no? Per cui noi cerchiamo di lavorare su un tipo di riabilitazione che in oncologia significa riabilitazione alla vita, alla normalità della vita, no? Quindi queste attività che cerchiamo sempre di fare nel modo più rigoroso possibile, cioè con dei professionisti certificati, che a volte sono volontari, a volte invece sono persone che paghiamo perché sono certificati, contribuire in questo modo a aumentare, a migliorare la qualità della vita, ridurre gli stati d'ansia, ridurre i disturbi del sonno, i formicolii, queste cose qui. Quindi queste attività hanno questo scopo, che però insomma per le persone sono importanti. Sì, migliorare la qualità della vita in toto. Sì, perché a volte si dice c'è la psico-oncologia, che è importantissima, però non basta, nel senso che, oppure è un aiuto enorme, ma ci vogliono anche mille altre piccole cose, no? Che fanno sì che la giornata poi passi in modo migliore, e a volte anche dia alle persone quella forza di diventare poi a loro volta volontario e impegnarsi in altre cose. Chi si impegna, insomma, Medici Senza Frontiere, chi si impegna in attività di lettura ad alta voce. Adesso supporteremo anche il make-up, ecco questo, risupporteremo il make-up, che è un'altra cosa bellissima, perché c'è un'associazione di Milano che collabora con il CRO, noi fungeremo da segreteria, che si cura della parte estetica delle pazienti, e questo è anche un'esperienza bellissima, sempre per ridare fiducia all'aspetto corporeo, no? Che a sport viene un po'... Soprattutto per le donne ogni tanto questo è un problema. Non sempre, dico, perché capita che le terapie non comportino la caduta dei capelli, ma nella maggior parte dei casi questo succede, quindi ci si ritrova senza sopracciglia, ciglia, capelli, e ci si ritrova a vivere una vita un po' diversa, ma
ci si può in qualche modo valorizzare lo stesso, Sì, il trucco poi è una cosa artistica, come dire, Sì, ci si può... ci si- È anche veramente una cosa che colpisce la psiche, cioè io ho seguito prima del Covid la Forza del Sorriso, questo è il progetto del make-up ed è cioè, vedere le pazienti che arrivano con anche un certo approccio un po' distaccato e vederle all'uscita dopo essere state truccate comunque no, non truccate, gli insegnano a truccarsi sempre da professioniste e vederle cioè radiose non solo all'apparenza ma radiose anche a livello emotivo è una cosa che appaga moltissimo. E questa è una bellissima cosa. E mi dicono che il tempo a disposizione è scaduto e quindi mi tocca farvi l'ultima domanda. Come organizzazione di volontariato ci avete detto che siete sostenuti da alcune associazioni, ma per il resto come vi sostenete e come può aiutarvi chi ci sta guardando? È importantissimo questo. Allora noi facciamo dei progetti e riceviamo dei contributi, però li spendiamo tutti per fare cose, quindi per pagare la benzina, l'auto eccetera, per sostenerci normalmente. Siamo molto grati alle donazioni, a chi partecipa alle nostre raccolte fondi a Natale o a Pasqua o fondamentalmente questi periodi, quindi comprando dei prodotti, dandoci una donazione per i prodotti perché non facciamo attività commerciale, oppure ci devolve il 5 per 1000. Per noi sono veramente importantissimo, anche delle donazioni volontarie così, ci sono state delle persone che ci hanno aiutato a comprare l'auto così, capito? Per cui siamo un'associazione così che è indipendente, non abbiamo grossi come dire, né fondazioni né altro alle spalle, però crediamo nella forza così del messaggio e della generosità delle persone, per cui grazie per quelli che vorranno, so che molti chiedono ed è giusto che sia così. Noi speriamo di parlare con le cose che facciamo, ecco, cose semplici però penso importantissime per le persone che le vivono e anche le famiglie, perché comunque il sistema, cioè il cancro attacca un po' tutta la famiglia, no? Prossime iniziative che avete in mente proprio per raccimolare un po' di guadagni per le vostre attività? Sapevo di qualcosa a Natale. Sì, all'interno del CRO ci danno la possibilità di avere 3 giornate, c'è una turnazione con le varie associazioni che gravitano attorno al CRO perché non ci siamo solo noi e c'è la possibilità di venire a trovarci alle nostre giornate della solidarietà e a donarci qualcosa. Abbiamo diverse persone che ci aiutano donandoci dei lavoretti oppure quest'anno cerchiamo di vedere se riusciamo a fare un progetto con l'OIAL anche, con cui abbiamo già collaborato per la creazione di dolcetti o qualcosa del genere, e questo è tutto. Poi se c'è qualche mercatino all'esterno del CRO che ci invita, ben venga. Come dicevo, purtroppo il tempo è scaduto, vi daremo tutte le indicazioni nell'articolo che precederà il video e niente, per oggi saluto le simpaticissime Ivana e Roberta che sono a disposizione di queste persone che davvero hanno bisogno, quindi io spero che chi ne ha la possibilità potrà dare loro una mano e niente, da qui, dalle Ciaccole, ringraziando GL Radio e anche il locale che sempre ci ospita. E sì, dai, perché non nominare anche la città, visto che la rubrica è dedicata proprio al nostro periodico. Vabbè, insomma, quando si tratta di temi importanti ogni tanto ci si dimentica le cose. Vi salutiamo, ciao. Grazie.